Liberty, la classe Freedom, e poi ormai è passato, perché oggi parliamo di Oasis, di Allure, di navi che sono veramente una vera e propria città con 7 quartieri. A me ha fatto molto piacere per i giornalisti e gli agenti di viaggio che sono venuti a bordo quando gli ho detto: ma cosa ne pensate di questa nave? Quando mi hanno detto: ma perché? Siamo su una nave. E questo è estremamente importante. Ma per noi non è soltanto un discorso di prodotto di nave, ma in questi anni abbiamo fatto tante partnership che basta guardarle e dire: ma chi è quella nave? Qual è quella compagnia che ha creato addirittura un Central Park su una nave? Noi siamo la società dei grandi numeri. Devo dire, negli anni passati ci sentivamo un po', tutto il team Royal Caribbean si sentiva un po' intimidito, no? Perché ci sentivamo piccoli. Poi a un certo punto abbiamo realizzato che noi non siamo assolutamente piccoli. Forse saremo un piccolo player in Italia con dei piccoli numeri, ma cavolo, guardate che numeri che ho alle mie spalle. E questi sono numeri che farebbero riempire di orgoglio qualunque persona in qualunque azienda. Stiamo parlando del primo gruppo crocieristico globale, e dico globale, lo sottolineo, perché noi siamo l'unica compagnia di crociera che opera sotto lo stesso banco in tutti i paesi del mondo, quindi non abbiamo delle società, anche se poi però noi abbiamo 6 diversi marchi. Molte società di crociera stanno pensando all'idea di diversificare l'esperienza a bordo. Noi crediamo che poi non si può tanto diversificare l'esperienza a bordo tra una classe e un'altra, ci vuole un vero e proprio prodotto diverso, ed è per questo che noi abbiamo Royal per il nostro target innovativo, giovane, socializer, per il nostro target di clientela più sofisticata che richiede nella vacanza un qualcosa in più, abbiamo Celebrity con le ultime 5 navi della classe Soffice e 2 gioielli a Zamara, che sono veramente gioielli, e dove la nave diventa tutt'uno con il viaggio, perché queste sono navi che partono in un porto e vanno a finire in un altro per poi muoversi continuamente, quindi è completamente integrato la parte del viaggio stesso. Per non parlare poi di Pullman Tour, la nostra società in Spagna, e quindi di nuovo anche lì andiamo su un target completamente diverso. Per il mercato francese abbiamo Croisière de France e per quello tedesco TUI Croisière. Allora, che cosa sta succedendo in Italia? Ultimamente si sente sempre parlare di crociere, anzi qualcuno ci dice che se ne parla pure troppo di crociere. Ma in realtà, per chi vuole seguire in questo momento il turismo italiano, questo è un fenomeno molto molto importante, ed è un fenomeno che non riguarda solo gli italiani che si imbarcano, ma riguarda in realtà il popolo cosmopolita, tutto il mondo, perché in Italia veramente si affacciano tutti, o si imbarcano dall'Italia o fanno delle tappe in Italia. Infatti nel 2011 avremmo in Italia come Royal Caribbean 2,5 milioni di persone che toccheranno i porti italiani, che significa un 60% in più di movimentazione in Italia rispetto a quello che il mercato avrà del 17%. Ci tengo inoltre a dire che siamo talmente tanti europei e ci vediamo veramente tanto nel Mediterraneo che Royal Caribbean oggi presenta nel Mediterraneo 18 navi da crociera, la flotta più grande che possa mai esistere in Europa.